Buon pomeriggio, bentrovati di nuovo alla Palla Villanova. Vittoria di quarto solo per il terzo turno della Super Final Under 16 femminile. Tra pochi istanti la sfida tra Lega Fusion Team Bosni e Arena Valle di Verona. Tra poco andremo anche a conoscere le formazioni delle ragazze che scenderanno in campo.
Ragusa. E la tutta ancora su la Ragusa. Dal capitano Elaria Cusano per il mega fusion volley.
Uscita del capitano Giulia Ragusa, l'ingresso della numero 12 Elena Tessari. Peso di 21-12 per il Vega Fusion di volley, ancora in battuta con Veronica Creato.
battuta per prima con palla cigana. La numero 17 Sofia Grandi dentro con il numero 7 Rachele Zanini. 4-1 ancora Elena Zilio per il positive volley. Sono pronto allora per la battuta di Elena Zilio, 4-1 in questo secondo set. Una vittoria Dami. La punteggio in questo secondo set di battuta c'è sempre vittoria Dami.
nuova parità 5-5. Ora ci fa l'altro, gara punto. Ora è battuta con Anna Ferrari.
Grazie.
Luzio, gioia di Luzio. Quando compare nelle vostre vicinanze la nostra bandiera, la fotografa, le foto che andranno poi sul sito di Tibalbene con i prossimi giorni, tibalbene.net.
19-25, una pari il computo dei set, siamo pronti per il terzo. Il primo pallone sarà per l'Arena Volley Team Verona con Rachele Giannini. C'è proprio un Congi. Grazie.
Asia Castagnini, 10-4 Fusion di volley al servizio, sempre come Veronica Puero.
tanto per il bella posizione di gol, poi la numero 23 e la chiude dentro per il numero 15. Giorgio Prato, poi anche il capitano dell'area Cusaro dentro con il 99 Anna Zambelli, il 7-16, vai battuta proprio Giorgio Prato, è entrata. Un cambio per l'Arena Mollettin Verona, poi la numero 17 Sofia Grandi, arrivano in campo la Gaetani.
19-25, 24-26, completamente ribaltata la situazione con l'Arena Valentina che ora conduce sul 7-1. Prepariamo al quarto set, quindi la prima pallone che sarà del Mega Fusion Team Volley.
quarto set con Arena di Verona avanti 2-1 nel computo dei set. Sempre grana appunto. Ancora, Clara appunto. Applicando in arrivo per l'allenatore di Verona, l'uscita di Lucio Congi e l'ingresso per la numero 12 Elena Tessani. 9-2 ancora Clara Punto. Qui la sua scritta 3-9. Arena volle di Verona, al solito con il capitano Giulia Ragusa.
il cambio per l'Arena Volley Team Verona, con l'uscita di Elena Pessani che torna in campo Lucio Conti, 6-15 dal punteggio, ovviamente c'è la Calzanini. Con l'Arena Volley Team Verona alla salita con Rachele Zanini. Servizio nel cambio per la presa di Pipone, poi la numero 5 Clara Curgo dentro c'è di Luzio, battuta sempre Rachele Zanini.
al turno della battuta di Gioia Loretti.
l'allenatore più esce la numero 1 Anna Biasi dentro con il numero 9 Greta Schiavo, 21 pari in questo quarto set, una cosa ancora della